Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali, ma non solo. Partiremo infatti dai siti perché la notizia è arrivata nella nottata di ieri, è quella dell'accettazione dell'accordo, della firma che avverrà nelle prossime ore della prima parte dell'accordo fra Hamas e Israele. Ci riferiamo ovviamente al Medio Oriente, al possibile cessate il fuoco. Poi troveremo delle notizie legate al caos governativo in Francia e alla manovra in Italia, ma ovviamente il Medio Oriente che tiene banco. Qualche quotidiano è riuscito a ribattere l'apertura nella nottata scorsa, qualche altro invece è rimasto alle notizie appunto della tarda serata. Ma le notizie definitive ve le diamo attraverso anche le prime pagine che troviamo sui siti nazionali, come ad esempio questo che è l'ANSA, l'ANSA nazionale con l'accordo per la pace a Gaza e con l'esercito, stiamo parlando dell'esercito di Israele, che dice ci prepariamo al ritiro parziale dalla striscia. L'annuncio di Trump, questo è stato l'avvio di tutto ciò che troviamo nella mattinata di oggi anche sui siti, stiamo parlando attorno all'una e mezza della notte scorsa, e poi Netanyahu lo ringrazia e lo invita in Medio Oriente, ricordiamo che le trattative si svolgono a Sharm el Sheikh, e poi Herzog che dice merita il Nobel per la pace. Ci sono anche gli abitanti di Gaza che festeggiano per le strade e la notizia dell'accordo su Gaza, l'annuncio di Trump e gli ostaggi liberi. Ricordiamo che l'accordo è questo: ostaggi liberi, palestinesi chiaramente, e ritiro dell'esercito israeliano. In questa foto bandiere degli Stati Uniti e di Israele insieme. Andiamo anche sui siti internazionali come ad esempio il New York Times, questo il titolo con il video ma soprattutto le parole e le frasi che vedete con Israele e Hamas che concordano sul rilascio di ostaggi e prigionieri. La parola chiave è agree, che vuol dire appunto essere d'accordo, e poi Trump che dice che Israele è pronto, appunto si prevede che gli ostaggi saranno rilasciati e che Israele ritirerà le truppe nella prima fase dell'accordo. E con l'accordo Trump è sull'orlo di un importante successo diplomatico, si parla anche degli ostaggi rimasti a Gaza. Sul The Washington Post invece leggiamo Trump che elogia il cessate il fuoco tra Israele e Hamas che mira a porre fine alla guerra a Gaza. Ci sono tutti gli aggiornamenti ora per ora, tipo quello delle 3:33 ad esempio di come l'invasione israeliana ha distrutto vite, mezzi di sussistenza e apprendimento a Gaza. Ovviamente l'orario è riferito all'orario degli Stati Uniti. Vi portiamo poi su The Jerusalem Post, è un quotidiano, un sito online israeliano con il titolo che è questo: Hamas e Israele concordano la prima fase dell'accordo per Gaza con Nukba e gli arciterroristi che rimarranno in prigione. I leader mondiali che esultano dopo l'accordo tra Israele e Hamas, le famiglie degli ostaggi che ringraziano Trump durante una telefonata. Con le immagini che vedete, le foto della striscia di Gaza, delle persone con la bandiera di Israele e dei giorni di guerra, dei giorni per riportare le persone a casa. Questo è il tema che troviamo e che ritroviamo in parte anche sulle pagine dei quotidiani nazionali che, vi dicevo, sono riusciti a ribattere l'apertura. Ad esempio il Corriere della Sera fino alla tarda serata di ieri apriva con il caos in Francia. Adesso c'è chiaramente la notizia di Gaza con la prima intesa e il titolo che vi facciamo vedere oggi, la firma, l'annuncio di Trump orgoglioso con Netanyahu: con l'aiuto di Dio li riporteremo a casa. Il rilascio degli ostaggi, il ritiro di Israele da gran parte
della striscia. Questo è il titolo del Corriere della Sera, che riporta anche delle pagine interne sulla notizia con Gaza, l'intesa su ostaggi e ritiro, l'annuncio di Trump, sono orgoglioso, la firma appunto che avverrà nelle prossime ore, l'IDF, cioè l'esercito israeliano che va via dai principali centri della striscia. Netanyahu tutti a casa con l'aiuto del Signore. Vi dicevamo che ci sono stati dei quotidiani che sono riusciti a cambiare l'apertura, ad esempio La Stampa. Anche per La Stampa l'apertura non era legata alla Francia ma alle trattative per arrivare alla pace per Gaza, e vedete qua in questo circoletto verde proprio ciò che è cambiato nelle ultime ore della serata, della tardissima serata di ieri, della notte di oggi. Accordo fatto per Gaza, Israele ritira le truppe, via libera di Hamas alle prima fase del piano di pace, ostaggi liberi sabato, oggi la firma, sia lo scambio di prigionieri, e per Trump è un grande giorno, abbiamo visto un grande giorno per tante persone che affollano le strade o quel che ne rimane a Gaza City per festeggiare la fine o almeno il cessate il fuoco in questo momento molto importante. Sui vari quotidiani vi dicevo l'apertura è comunque dedicata a Gaza. Chi non è riuscito a cambiare l'apertura è comunque rimasto sulle trattative che avrebbero portato di lì a poco, lo sappiamo appunto nella notte, alla definizione di un accordo fra le due parti. Ma vediamo quello che troviamo invece sul manifesto, con il titolo che invece è legato alla flottiglia, quello che invece è successo nella giornata, nella mattinata di ieri, con la flottiglia diretta a Gaza, nuovo atto di pirateria in acque internazionali, bloccati gli aiuti, arrestati in 145 molti medici e infermieri, nessuna protesta ufficiale dai governi, ma rispondono le piazze e altre barche partiranno. Ovviamente questo bisognerà capire se succederà, data la situazione che si è creata. Il titolo è Salpi chi può. E poi c'è in taglio centrale la notizia che tiene banco comunque su tanti quotidiani nazionali della situazione in Francia, con il primo ministro Le Cornu che parla di un possibile nuovo primo ministro decretato da Macron nelle prossime 48 ore. C'è una maggioranza che non vuole il voto anticipato in un momento veramente complicato, difficile per la nazione transalpina. Vi dicevo che poi le notizie che tengono banco sono invece quelle legate alla manovra italiana, perché si parla di taglio delle tasse, di un possibile taglio delle tasse, di una situazione migliorativa per quanto riguarda i cittadini italiani, ma su cui lo spazio non sempre viene dato nei quotidiani, soprattutto in prima pagina, chiaramente in apertura. Qualcuno lo fa però, come ad esempio Libero, sono soprattutto i quotidiani ovviamente di area di respiro di destra, come Libero. Arriva il taglio delle tasse ma la sinistra si ribella, Landini pronto alla lotta per fermare il piano del governo per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, e dice anche non serve, meglio una patrimoniale. C'è anche un riferimento a Greta Thunberg, che sappiamo faceva parte della prima flottiglia, quella fermata la settimana scorsa, che figura così trattano i palestinesi, e posta la foto di un israeliano. Questo su Libero, ma ovviamente troviamo spazio sulla notizia delle tasse anche su altri quotidiani, come ad esempio sul Giornale. Ecco che cosa cambia per quanto riguarda la manovra: cartelle, fisco e INPS, si punta su crescita e natalità. Questo è un dato importante per una nazione a scarsissima crescita demografica come l'Italia, anzi che tende a regredire in tal senso. Intesa intanto nel centrodestra, ve lo ricordiamo, ci sono i voti nelle varie regioni, la Calabria ad esempio, ma anche
dove c'è stato, ma anche il Veneto e la Lombardia, con gli accordi appunto fra il centrodestra per portare il Veneto verso la Lega e la Lombardia verso Fratelli d'Italia. Il tema delle tasse, il tema della manovra resta preponderante anche sui quotidiani di natura economica, come ad esempio il Sole 24 Ore, in cui troviamo le notizie anche un po' più specifiche, anche che riportano i numeri in questo caso. Per esempio la rottamazione, le cartelle fino a 9 anni, le pensioni con lo stop parziale all'aumento dell'età. Il periodo che proprio porta alla manovra, confermato il taglio IRPEF, Giorgetti proroga selettiva del bonus casa del 50%, aumento a tappe e limitato dei requisiti previdenziali per la speranza di vita. E poi c'è l'allerta anche di Banca Italia e Ufficio di bilancio con margini scarsi nel caso di imprevisti. Questo il Sole 24 Ore. Si parla anche di sicurezza subito dopo le varie manifestazioni di piazza che ci sono state alla fine della settimana scorsa, con lo sciopero generale di venerdì, tutto quello che è successo. E allora, ad esempio, sul Fatto Quotidiano si parla del ministro che si smarca, Piantedosi, proteste legittime, attenti ai toni. Il ministro che si smarca, se c'è una regia lo stabilirà la magistratura. Fratelli d'Italia e Lega che sono irritati in questo momento per queste dichiarazioni, dice il Fatto Quotidiano. A Palazzo Chigi si vorrebbe che puntasse sull'eversione, un dialogo, dice Serra, oppure ci potrebbe essere una situazione del tutto simile a quella degli anni 70, chiaramente chi ha vissuto quel periodo della storia ricorderà i famosi anni di piombo che chiaramente, secondo qualcuno, potrebbero ritornare nel caso in cui cessasse il dialogo in tal senso. Noi ci fermiamo per la prima parte della nostra rassegna stampa, ritorniamo fra pochissimo con le prime pagine dei quotidiani regionali, compreso anche il nostro sito siciliaweb.it, e poi l'ultima parte dedicata allo sport. A fra poco. Ben ritrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa che apriamo con il nostro sito siciliaweb.it, perché troviamo questa notizia legata che è arrivata nella serata di ieri che rappresenta il titolo di apertura del nostro sito. Stuprata al Foro Italico, fa dietro front, la ragazza in un fuori onda con l'autore di un podcast palermitano parla di rapporto consensuale. Abbiamo già fatto i nostri servizi anche sui nostri telegiornali di questa notizia che farà certamente scalpore. Lo ha fatto già nella tarda serata di ieri, ma certamente anche nella giornata di oggi. Nel nostro sito trovate altre notizie, come ad esempio quella sulla strage di Casteldaccia con altri 4 indagati, e anche i servizi in evidenza del nostro telegiornale di Telecolor e di Antenna Sicilia. Andiamo a vedere anche e nuovamente invece ciò che troviamo sui quotidiani cartacei, partendo da Repubblica Palermo, che possiamo ritenere in questo caso lega con questa notizia quello che abbiamo visto sul sito Sicilia Web. Minaccia l'ex col coltello, indagata Asia Vitale, la legale lascia l'incarico. Questo è successo. È una notizia che è uscita prima rispetto all'ultima che vi abbiamo dato. La ragazza è stata fermata dai carabinieri di Muggiò, vicino a Monza, con l'avvocato Garofalo che dice: devo riconsiderare la narrazione di quanto le è accaduto. Insomma, una vicenda che resta oscura sotto alcuni punti di vista, ma che chiaramente riconduce poi tutto a quello che è successo in quei giorni. Andiamo sul giornale di
Sicilia per farvi vedere l'altro tema di giornata per quanto riguarda la nostra regione, cioè il cammino in salita della manovra, la giornata vuota all'Ars, le tensioni coi meloniani, le opposizioni sulle barricate. Poi, come abbiamo letto anche sul nostro sito, la strage di Casteldaccia con 4 nuovi indagati, sono dirigenti dell'AMAP coinvolti nello spurgo che causò appunto le 5 vittime nel 2024 di questa strage di Casteldaccia. Si ritorna ancora sulla flottiglia, ma a Sharm c'è ottimismo, si è andati oltre, come abbiamo visto nella nottata, per quanto riguarda le prospettive di pace nel Medio Oriente. Vi porto adesso sulla prima pagina della Sicilia, che a proposito di Medio Oriente e di intrighi nel mare Mediterraneo, intrighi internazionali, riporta alla memoria di quanto successo 40 anni fa, con una base importante in Sicilia. Base, è proprio il caso di dirlo, perché stiamo parlando della base di Sigonella. È proprio questo il titolo che troviamo sotto la testata della Sicilia, la notte di Sigonella, il 10 ottobre. Craxi del 1985, per cui stiamo parlando di 40 anni fa. Craxi rifiutò di consegnare a Reagan 4 terroristi palestinesi, il PM di turno: io applicai la legge, l'ex ministro andò, Bettino stratega e attento al Mediterraneo. Ci sono le notizie su Israele e Hamas, ma anche questa fotonotizia che non vi abbiamo fatto vedere nei quotidiani nazionali, ma che comunque era viva anche ed evidentemente nei quotidiani nazionali, cioè quest'Italia vincitrice nella pallavolo, campioni del mondo, sia campionesse le ragazze, campioni i maschi, al Quirinale le 2 nazionali mondiali di volley, con il Presidente della Repubblica che ovviamente li ha additati come esempi positivi per la nazione. Andiamo proprio sulla pagina interna del quotidiano La Sicilia per farvi vedere il titolo legato a quello che avete trovato in prima pagina. Quando Craxi disse no a Reagan e un sottotenente di leva si oppose al generale dei Marines difendendo la base militare di Sigonella. Cambiamo completamente argomento perché il quotidiano Repubblica invece apre con la flottiglia. Era stata l'apertura anche nei nostri telegiornali di ieri, perché all'interno, almeno fra le persone arrestate che poi saranno rimpatriate, ci sono anche 2 siciliane. E allora troviamo il pezzo proprio su Repubblica Palermo. In questo caso è il titolo di apertura: bloccate a bordo di flottiglia, ansia per 2 siciliani in Israele, l'attesa dei familiari per Laura Cardire ed Elisabeth Di Luca, vogliamo riabbracciarle. E andiamo a vedere proprio nelle pagine interne, perché si parla di questo nelle pagine interne di Repubblica Palermo. Bloccate in Israele, ansia per 2 siciliane a bordo della flottiglia. Fra gli italiani fermati in mare, appunto le 2 fermate in mare, ci sono appunto le 2 donne, Cardile e Di Luca. I familiari in attesa di notizie da Ashdod, dove, lo ricordiamo, il porto di Israele, dove vengono trasportate le persone e poi per essere rimpatriate. Ma nello stesso tempo ieri è successo che le persone sono ritornate in piazza, non nei numeri che abbiamo visto nella giornata di venerdì scorso, ma comunque con numeri consistenti. Un presidio che si trasforma in corteo, i Propal si riprendono la piazza, 1 migliaio nel capoluogo e 300 a Catania con striscioni e le bandiere. Non abbassare l'attenzione su Gaza. Sembra appunto questa volta che veramente non sia stata abbassata la tensione e si possa arrivare a quello che tutti vogliono, cioè il cessate il fuoco, con un accordo che è prossimo ad essere firmato. Andiamo invece sulla Gazzetta del Sud, che è l'ultimo giornale quotidiano regionale che ci rimane, almeno per quanto riguarda i titoli di prima pagina. Vi faccio vedere in questo caso un titolo che troviamo in taglio basso: il ricordo di Sara Campanella, con Messina
che le conferisce la laurea e Misilmeri che le dedica una scuola. La cerimonia che le assegna il titolo alla memoria si svolgerà il 23 di ottobre proprio all'Ateneo di Messina, un ricordo e chiaramente un'intitolazione certamente importante per questa povera ragazza. Vi dicevo che poi abbiamo visto anche sul Giornale di Sicilia l'altro tema dominante, o almeno probabilmente il tema dominante nei quotidiani regionali, è quello legato alla manovra regionale, che si impiglia in mille ostacoli e ne parlano tutti i quotidiani. Qui ad esempio siamo su Gazzetta del Sud, la manovra impantanata, PD e 5 Stelle sulle barricate, l'opposizione che sceglie la via dell'ostruzionismo e annuncia voto segreto su tutto. Spera nei franchi tiratori di Fratelli d'Italia di nuovo irritata per una nomina in sanità. Non è stato votato neanche un articolo, oggi verrà fatto un nuovo tentativo, ma questa è una situazione, quella legata alla manovra siciliana, che spesso, d'altro canto come quella nazionale, incorre in notevoli sbarramenti. Ma va oltre la Sicilia di Catania, perché ci dice su dove va a sbattere questa manovra. Si arena su chiese e padel. Opposizione a Saladerco all'attacco sulle mance legate ai territori, con Dagnino che parla di nessun diktat, e Lavardera dà i nomi dei deputati e le cifre legate a ogni singola proposta e invita a ripristinare la legge Mattarella. Alcune considerazioni in più nuovamente su Repubblica Palermo, perché dietro tutta questa vicenda ci sarebbe anche dell'altro, come ad esempio l'occupazione delle poltrone. Dal deputato supplente alle giunte allargate, assalto alle poltrone, il parere favorevole dell'Ars sulla legge voto e solo l'ultimo tentativo di moltiplicare gli incarichi per i primi dei non eletti. Stiamo parlando ovviamente di altro, non stiamo parlando della situazione legata alla manovra, ma questa pagina è appunto legata anche a ciò che abbiamo letto per la situazione politica regionale. Aggravio fino a 17 milioni di euro a partire dalla prossima legislatura. Barbagallo, la regione, ufficio di collocamento dei trombati, parole forti da parte di Barbagallo. Vi faccio vedere invece ancora una pagina di Repubblica Palermo per la situazione legata alla sicurezza. Se ne discute tanto, se ne è discusso tanto, soprattutto nel capoluogo di regione, appunto Palermo, ma anche a Catania. La situazione dei vigili urbani a Palermo non è delle più idilliache, straordinari bloccati, passo indietro di 160 vigili, a rischio movide e viabilità, tra i servizi compromessi anche le manifestazioni sportive e culturali, meno controlli la notte e nel fine settimana. A proposito di manifestazioni sportive, ma chiaramente non legate alla sicurezza ma al gioco vero e proprio del calcio, andiamo a parlare proprio di sport con la Gazzetta dello Sport e i titoli che vi troviamo in un momento di pausa, lo ricordiamo, per quanto riguarda il campionato maggiore, la Serie A, perché ci sono le nazionali da andare che devono giocare. Ad esempio lo vediamo sulla Gazzetta dello Sport, il titolo di apertura è legato all'Inter, rinati con Chivu, ci sono alcuni giocatori che si considerano rinati, come Mkhitaryan della squadra nerazzurra, è un grande, cambiare ci sta aiutando, siamo vicini a fare click per lo scudetto. Sucic, che spesso e volentieri prende il posto proprio dell'armeno, è il futuro secondo lui. Per quanto riguarda invece il Milan, Leao serve di più o perde il Milan, il principale imputato della mancata vittoria dei rossoneri a Torino con la Juventus. Non è stata una gran partita, ma se c'era una squadra che meritava di vincere era sicuramente il Milan, ma Leao ha fallito due importanti occasioni. Andiamo invece sul calcio di casa nostra per parlare del Catania in prima battuta. L'abbiamo ascoltato in anteprima proprio su Telecolor Caturano dopo la partita
con il Siracusa, e ritroviamo questa notizia anche le notizie legate a Caturano anche sulla Sicilia. È l'ora di Totò Caturano, il bomber è pronto per Giuliano, titolare, l'attaccante ormai guarito ed è in netta crescita, potrebbe anche giocare dall'inizio. Le ultime, come vi abbiamo anticipato anche su Telecor in anteprima corner, recuperati quasi tutti gli infortunati, oggi parla Toscano 2 giorni prima della partita di Giuliano in questo trittico con le Campane, che sarà importante soprattutto nelle 2 partite in casa contro Benevento e Salernitana. Chiudiamo la nostra rassegna con il Palermo che si sdoppia, siamo su Repubblica Palermo, il Palermo di Inzaghi che si sdoppia, 2 squadre per puntare l'allenatore rosanero ha a disposizione un organico completo e con un paio di elementi competitivi per reparto e per tentare appunto la scalata verso la massima serie. Noi ci fermiamo con la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.